È martedì 16 giugno 2020 e Sinagagiri ha prenotato al B-Karting la cartata di potenza. Vado al Max, mi fa dai vieni, non si poteva dire di no, quindi questa sera ci saremo io, vado al Max, Sinagagiri all'anagrafe Dennis Tarantello e il padrone di casa tra virgolette Tommaso Marcon. Mascherina sempre pronta e siamo arrivati. Questa sera faremo una sauna di quei da urlo. Sauna finlandese. Sauna finlandese. Un altro padovano, Tommy Marcon, canale YouTube che sta esplodendo. C'è un 2020 che sta per partire. Come vedi la Moto E? La Moto E la vedo competitiva, molto combattuta. Spero di essere io uno di quelli che saranno avanti. Uno che il gas glielo dà. Tommy, grazie zio. Grande, e ci vediamo in pista. Saremo qua con... Ciao, io sono Sin. È alto come Monteberico. Alto come Monteberico. Però ti si sta bravissimo a farti in bicicletta. Da ciclista numero 1. Quella che ho davanti dovrebbe chiamarsi bicicletta. Da quello che mi dicono bisogna far fatica per farla andare avanti. Adesso vado su a Monteberico. Probabilmente morirò. È iniziata la salita. Una c***a più grande di questa non potevo farlo. Com'è che appende ciò? Ah, sono arrivato. Monteberico stratosferico. Perfetto. No. Sina, ci vediamo in pista. Ci vediamo su per le gomme. Carichi. Portami avanti. Primo Chiavi! Semaforo verde, partono i kart. Johnny 3 in prima posizione col numero 4, viene tampinato dall'amico di Vicenza. Eccolo, inizia la chiocciola, curva di destra, ancora la destra veloce, il parcheggio delle ovale. Arrabbiata 1, arrabbiata 2, ancora le sirene che segnalano l'inizio della gara. Ultime curve, dopo si esce sulla parte esterna del circuito padovano di karting di San Giorgio in Bosco. Curvo, cordolo a destra, cordolo a sinistra, scusate. Attenzione, staccatona, la staccata più importante del B-Karting. Molto bene, molto tecnica questa staccata. Cambio di direzione veloce sul cordolo. Si andrà a affrontare il cavatappi in questo caso. Destra, sinistra. Ecco un'altra staccata importante che va presa molto all'esterno, questa susseguirsi di destra-sinistra sinistra-destra sinistra. Si rientra nella parte interna del B-Karting, staccatona, ultime due curve, si andrà a concludere il primo giro di questo in kart con Sinna, Tommy e Model Max. Ultima curva, la griglia di partenza, si passa sulla terzo giro, si sta per entrare sulla parte interna del B-Karting, staccatona, Johnny 3, vediamo quali saranno le posizioni. Attenzione, viene toccato da un kart, mantiene la prima posizione Johnny 3. Siamo al quarto giro, inizio della chiocciola, destra, parcheggio dell'ovale sulla destra. Chissà le altre posizioni, vado al Max, Tommaso Marcon e Sinagagiri cosa staranno facendo. Ha un contatto Johnny 3, chiede spiegazioni per questi contatti repentini. Cordolo di sinistra, discesetta verso la staccatona, vediamo cosa succede in questo momento. Entra pulito il kart che prende la prima posizione, pilota molto tecnico, vedete dall'abbigliamento, dal casco, tutto personalizzato. Sempre Johnny 3 in seconda posizione, difende la medaglia d'argento di questo in kart con Sinna. Ultima curva, dopo si entra nella parte indoor del B-Karting.
attenzione, curva di sinistra, tornantino, curva molto tecnica, un po' di sottosterzo per Johnny 3, curva di sinistra, eccoli che passano sulla fettuccia del quinto giro iniziato, ancora 5 metri di distanza tra i due piloti, pilota Jesolo e Johnny 3, attenzione, ultime curve e poi si passa alla parte esterna di questo cemento, ci vorrebbe più grip, anche qui tipo uno stile Chioggia Kart. Eccoci sotto lo striscione B-karting, molto tecnica questa parte esterna. Si va ad affrontare in questo momento il cava tappi del B-karting, si porta all'esterno per poi girare a sinistra, destra nuovamente, attenzione c'è un kart davanti a Johnny 3 in questo momento, vediamo Johnny 3 cosa farà, come procederà, quale sarà la sua tecnica di gara, gli è attaccata addosso, prova la staccata, tornantino di sinistra adesso e va a effettuare il sesto giro di questa gara emozionante. C'è una ragazza davanti a Johnny 3, vediamo cosa succederà, prova a sorpassare a sinistra, chiede anche scusa, chiede grazie per aver facilitato o forse no il sorpasso. Eccoci un altro sorpasso da parte di Johnny 3 e la doppia destra che porta alla parte esterna. Giro 9, nono giro, siamo quasi a metà gara, c'è un kart, maglia rossa, casco rosso davanti a Johnny 3, vediamo cosa succede, maniche corte per il pilota che precede Johnny 3 invece opta per maniche corte e pantaloni lunghi, breve discesa in cui il kart ha questa velocità facilmente, attenzione, un po' di sottosterzo, Johnny 3 ha rischiato il contatto in quel frangente, vediamo, si passa sui cordoli, bene Johnny 3, attenzione, ci sono dei cut, si tratta di Tommaso e Dennis Tarantello, in arte Sinakagiri, si sta per entrare adesso parte interna di questo circuito che ha mantenuto un layout storico, attenzione Johnny 3 passa sul torrentino a sinistra, penultima curva, evitando appunto il contatto col kart che lo precedeva, si va a effettuare la chiocciola, verrebbe da fare derapata, contatto! Eppure ci avevo fatto un video anche qualche tempo fa. Se sto già iniziando la curva, non entrare a cannone e speronarmi le ruote davanti, perché non si fa. Se invece calcoli che riesci ad entrare prima che io prenda il punto di corda, allora quello è un sorpasso pulito che merita anche un applauso. Ci sta. Però non urtarmi, non è simpatico. E riprendiamo questa telecronaca di Incart con Sinna, dove Johnny 3 è appena stato contattato, ha appena subito un urto da un pilota mentre era in fase di entrata di curva. Eccoci, stiamo per uscire dalla parte coperta, adesso abbiamo 11.000 metri quadrati per poter superare il pilota davanti. Johnny 3 tenterà a qualsiasi costo, vedremo. E ricordiamo che i metri quadri nella parte coperta invece sono 4.000. Attenzione, 4 contatto. Accidenti, che botta. Ma ti sei fatto male? Speriamo che non si sia fatto niente. Contatto tra Johnny 3 e il pilota che l'aveva sorpassato precedentemente. Deve esserci stato un urto nel pilota che aveva alla sua sinistra Johnny 3, che deve aver appunto urtato il pilota con la visiera da moto. Speriamo che non si sia fatto nulla di male. Ultime curve da parte di Johnny 3, ancora in seconda posizione. Speriamo appunto che non si sia fatto niente. Vedete ancora le sirene gialle, significano pericolo, però deve essere ripartito il pilota che è uscito fuori strada. Si entra adesso nei 4.000 metri quadrati interni
del B-Karting in provincia di Padova. Ecco Johnny 3, ultima curva dal passo del pilota Patavino, ringrazia per il sorpasso senza contatto. 16° giro, siamo agli atti conclusivi di kart con Sinna. Abbiamo 2 kart davanti a Johnny 3, vediamo, oh, nessun contatto, per fortuna, sorpasso pulito e riuscito, si passa in questo momento, 17° giro, Johnny 3 sempre con un kart davanti, vedremo dove proverà e se riuscirà a tentare il sorpasso. Curva di percorrenza a sinistra, molto bene, evita il contatto con le gomme, destra, si esce, destra ancora, attenzione, qualche correzione sul volante da parte di Johnny 3, vediamo, oh, la staccatona, cambia di direzione sul cordolo, pela il cordolo con le gomme di destra Johnny 3, vediamo, ci sono 2 kart, Johnny 3 ha raggiunto un altro kart davanti, prova l'incrocio di traiettoria a sinistra, attenzione, c'è la ragazza di prima, vediamo Johnny 3 dove prova, se prova il sorpasso sono quasi appaiati, attenzione quello di destra, oh, contatto da parte della ragazza sulle barriere, Johnny 3 le ultime 2 curve e poi si percorrerà il 18° giro, 18 giri. Si passa in questo momento sulla fettuccina d'arrivo, sulla linea del traguardo, 18° giro, chiocciola, parcheggio dell'ovale, ancora curva di destra, l'arrabbiata 1, arrabbiata 2, stile Mugello, staccatona, curva di sinistra, giù tutto il piede sul gas, in questo momento doppia destra e si esce con gli 11.000 metri quadrati di un totale di 15.000 di quest'area a nord di Padova, che dal 2006 è il simbolo del ritrovo dei kart rental. Attenzione, oh, Johnny 3 sorpasso alla sinistra del pilota, sorpasso, ultime curve, poi giù tutto il piede sul gas, si entra, bandiere gialle, vediamo cosa è successo, bandiere gialle, curva sinistra, viene sventolata bandiera a scalchi, sì, gara terminata, quindi seconda posizione, e chissà con Tommaso Marcon, Sinna e Botal Max cosa sarà successo, però sicuramente ci saranno le interviste a caldo. Che gara, spero che non si siano fatti male, mamma mia, il ragazzo mi si è girato davanti, incredibile, e che stecca che mi ha dato, porco Giuda. Sì, però bello, sentiamo Sinna e gli altri adesso. Wow. Ehi, ti sei fatto male? No, mi è venuto fuori dopo. Ti sei fatto male? Sì, perché mi ha dato una stecca. Mi sono visto girare davanti. Dovevo prenderti io. Ragazzi, Se ne facevo il giro della morte. Anche questo c'è una bellissima bagarre. vabbè dai, non ti sei fatto male. Com'è andata? Bellissimo, sono giro fantastico. Bello, è migliorato il tempo? Sì. Oh, la soddisfazioni. Un secondo. Grande. Ciao raga. Ciao. Avevo visto in pianta come sei andato poi. Ho preso una bella renga. Mi ho tirato una minata. Oh, amo, ti sei sbrombo. Come sei andato? Ho visto Sinna volare. Ho visto il tuo amico. Mamma. Oh, si sono divertiti tutti qua, vado al Max, Sinna prima. Diciamo che stasera cazzeggio totale. Stasera Super Mario Kart. Super Mario Kart, ma che ho le buste di banana. Dai che andiamo. A sos brombomi. Mamma mia. Ragazzi, ho qualcosa da dirvi. Mi raccomando, iscriversi al suo canale, mettere mi piace, un commentino qua sotto e basta. Al prossimo video. Ciao ragazzi, dai che andiamo. Sono tornato a casa da San Giorgio in Bosco, il circuito Patavino, contento. Non per il secondo posto finale, d'altronde è una semplice gara, no? Magari la pole position, ecco, quella mi ha fatto piacere, dai. Mi ha colpito precisamente il fatto di essere assieme
a dei ragazzi che da diverso tempo creano dei contenuti su 2 e 4 ruote su YouTube. Mi ha colpito la facilità di Dennis Sinagagiri e Tommaso di raccontarsi facilmente, quindi simpatici anche con una persona come me che non ci eravamo mai visti prima. Per quanto riguarda invece Tommy Marcon, quando abbiamo parlato di motociclismo, di motorsport, l'ho visto raccontarsi in un modo diverso, non il classico modo davanti alle telecamere, ma con occhi diversi. Notavo il suo sguardo, quello sguardo misto tra timidezza e sognatore magari. Mi rivedevo in lui perché da ciclista agonista vivevo quel sogno di indossare la maglia rosa. Per Vado al Max infine sono stato molto contento che pochi giorni fa mi abbia fatto gli auguri, infatti il 2 luglio ho compiuto gli anni. Sono contento perché mi ha detto che tra qualche settimana, tra qualche giorno, quando entrambi saremo liberi, potremo trovarci e quindi capire come montare al meglio i video tra miniature anche di YouTube. Quindi sono molto contento di questa iniziativa. Infine, penso che Sinagagiri vi abbia già detto tutto, no? Ragazzi, hai qualcosa da dirvi? Mi raccomando di iscriversi al suo canale, mettere mi piace, un commentino qua sotto. Quindi un saluto da Manuel Cosimo Muia, Johnny 3 e ci vediamo ad un prossimo video. Dai che andiamo!